Bentornati in un nuovo video, qui è il dottor Alessio Veneziano. Oggi ti voglio spiegare la risposta condizionata del cervello verso il corpo. Perché se soffri di cervicalgia o mal di schiena o di sciatica, sciatalgia o lombosciatalgia, ci sono dei particolari movimenti che, se fatti in modo ripetuto, ti danno una sensazione di dolore. Ripetuto vuol dire che negli anni hai fatto sempre gli stessi movimenti e la risposta è stata sempre quella di dolore o comunque di sensazioni di discomfort. Questo può essere in ogni parte del corpo. La risposta condizionata è una risposta, diciamo, cronica del nostro cervello che rilascia verso il corpo. In altre parole, il cervello ha registrato quel movimento come dannoso. E noi cosa dobbiamo fare? Perché molto probabilmente il problema è risolto nel corpo, ma è stato registrato nel sistema nervoso centrale, ovvero nel nostro cervello, e quindi dobbiamo riprogrammarlo. Se soffri di dolori persistenti da più di 4-5 mesi, la maggioranza, in base alle nostre statistiche che abbiamo, più dell'80% dei dolori cronici sono di natura mente-corpo, ovvero natura nociplastica. Non tutti, ma se ti ritrovi in questo dovresti avere questa riprogrammazione in modo positivo. Come fai a sapere se il tuo mal di schiena e cervicalgia è di natura nociplastica, ovvero dato da un sistema nervoso ipersensibile e non dai tuoi dischi o dalle problematiche strutturali e organiche del tuo corpo? Trovi nel video in descrizione, nel link in descrizione qua sotto, una autovalutazione che ti darà una grande mano per avere un'idea su dove ti puoi trovare. Inoltre offro consulenze gratuite dove potrai candidarti per capire se ti ritrovi in questa situazione, nociplastica si chiama. Quindi mettiamo caso che tu hai dolori alla cervicale, come molti dei miei clienti, e soffri di dolori alla cervicale quando vai a fare una torsione particolare anche, ok? Non è detto, molte persone soffrono anche di tensione generalizzata e riescono a muovere molto bene il collo, ma comunque altri invece hanno problemi solo in qualche movimento. Lì come facciamo a capire se è nociplastico oppure strutturale? Chiudi gli occhi in quel caso, puoi anche farlo se soffri di dolori alla schiena o di sciatalgia, e chiudi gli occhi, puoi farlo in questo momento, e immagina di fare e compiere quel movimento nella tua mente, in modo molto graduale, e nota se tu fai questo movimento nella tua mente, le sensazioni corporee che ti arrivano. Magari ti arrivano delle sensazioni di ansia allo stomaco, al petto, quindi stai anticipando il problema, o ti arriva direttamente del dolore. Questo denota una problematica nociplastica. Ovviamente ci sono molti altri criteri per fare questa valutazione, ma questo è un vero indizio per noi. Quindi se questo ti denota ansia, preoccupazione o comunque un pizzico di dolore, ok? In quel caso è il tuo cervello che sta creando il sintomo. Quindi come facciamo a capire come tornare in modalità neutra? Devi capire 2 o 3 cose. In questa lavagna notiamo che ci sono vari input che il nostro corpo prende per dare un sintomo o dare una sensazione. E in questo caso, quando noi abbiamo chiuso gli occhi, i nostri input arrivavano dal cervello verso il corpo, ok? Dal cervello verso il corpo. Si chiama appunto top down, cervello-corpo. Ma ci sono altri sintomi, altre sensazioni che vengono programmate dal corpo verso il cervello. Esempio, quando vai a toccare una pentola bollente. A quel punto l'input arriva dalla pentola, quindi dalla mano, e va su verso il cervello. Il cervello è lui che crea il sintomo. Quindi quando tu vai a toccare la pentola non hai immediatamente creato il sintomo,
ok? Ma i tuoi sensori sono andati verso il tuo cervello, il cervello ha analizzato le informazioni e rilascia il sintomo. Quindi questo in questo caso è un sintomo reale, cioè un sintomo creato da qualcosa di reale. Cosa succede quando viviamo con dolori persistenti cronici? Che il sintomo non è più creato dalla pentola o dalla pentola bollente o da un problema muscolare o da un problema articolare, magari alla schiena o magari ai nervi della sciatica, ma direttamente dal nostro cervello, perché lui ha memorizzato quel movimento perfettamente e sa che in base a quel movimento lui deve rilasciare un sintomo. Quindi dal cervello c'è una sorta di scossa elettrica chimica che rilascia il sintomo. E questo è chiaro perché hai chiuso gli occhi e a quel punto tu hai sentito il sintomo, ma hai chiuso gli occhi mentre che ti immaginavi che quella cosa succedeva, ok? Di quel movimento succedeva. Sembra una magia. A questo punto, per riprogrammare questo processo, dovremmo fare la cosa inversa, chiudere gli occhi e sapere che dopo questa informazione che ti ho dato, la tua consapevolezza è diversa, quindi quando chiudiamo gli occhi, notiamo le sensazioni corporee che ci arrivano, sappiamo che quelle sensazioni corporee sono automatiche e non reagiamo come prima, non reagiamo con ansia e preoccupazione, ok? Quindi prima lo dobbiamo fare nella mente, chiudendo gli occhi, facendo quel movimento in modo graduale nella mente, sapendo che quella risposta condizionata dentro il corpo è automatica. Una volta che attraverso appunto la ripetizione di questo movimento, sentendo questa volta, dopo 2 o 3 volte che lo fai quel movimento nella mente, senti che le sensazioni corporee diventano diverse, perché più l'hai fatto nella mente, ok, più stai riprogrammando questo percorso. Quindi noi dobbiamo eliminare questo percorso di memoria sintomo. Come facciamo? Modifichiamo la memoria di quel movimento. Stessa cosa dovremmo fare rifacendo quel movimento veramente, quindi questo sistema bottom up, quindi dal corpo verso il cervello, anch'esso dovrà essere modificato. Come? Facendo veramente il movimento. Quindi io se mi chino verso la parte, diciamo, verso il pavimento e normalmente sentivo il dolore, prima devo fare il movimento nella mia testa, guardando cosa succede al mio corpo mentre che lo faccio nella mia mente, sento quel sintomo, sento quella sensazione di stretta, ma io sono tranquillo, respiro tranquillo e lo faccio in modo graduale nella mia mente finché non sono più rilassato, ok? E poi si rifà dal vero, dal vivo. Questo è lo stesso procedimento che io faccio con i miei clienti, uno a uno, e veramente ci sono dei cambiamenti nel momento stesso, in quei 20 o 15 minuti che facciamo, perché questa disattivazione arriva all'istante, ma serve ripetizione. Il tracciamento somatico, che è una pratica meditativa che io insegno, che ci sono diversi video in YouTube, ma che io faccio anche con i miei clienti uno a uno, e li guido chiudendo appunto gli occhi, visualizzando quel movimento, qualsiasi esso sia, e poi farlo nella realtà. Facendolo nella realtà, la risposta automatica di quel movimento verso il vero movimento, verso il cervello, è diversa. È diversa, questi input che arrivano verso il su sono diversi. È una cosa che bisogna che tu sia tranquillo, tranquilla, è che in queste problematiche, se tu soffri dolore alla schiena o dolore alla parte sciatica, non c'è una rottura né qui né qui né qui. Non esiste una rottura, non c'è un problema dei dischi, non c'è un problema reale, ma c'è una ipersensibilità di queste zone qua che hanno sempre mandato degli input al cervello che in questo momento devono essere input neutri.
ma non lo sono stati per diverso tempo, anche perché dai 4 mesi in su un sintomo diventa cronico appunto perché è andato il corpo a dare degli input al cervello in modalità consistente dalla mattina alla sera e tu prevedi quel sintomo. È una previsione istantanea che lui sa già, quindi la riprogrammazione del sintomo si fa al cervello. Quindi cosa succede quando tu vai a fare della fisioterapia? Quando vai a fare della fisioterapia tu stai usando principalmente questa zona qui, bottom up, dal corpo al cervello. Ma se tu non sai che il problema non è nel corpo, ma è nel cervello unicamente, allora sei più tranquillo a fare quel movimento. Quando facevi quelle terapie manuali eri sempre in ansia, eri sempre cosa succederà se faccio questo movimento sbagliato? Cosa succederà se continuo a fare questo movimento con questa intensità? Nei problemi nociplastici, ovvero quelli creati da sistema nervosi ipersensibili, non c'è modo di rompere il corpo. Quello che succede è che potrebbe aumentare l'ansia. E quindi l'ansia è il problema. L'ansia è la preoccupazione di quel movimento. Tu mi dirai che non hai ansia o preoccupazione del dolore, ma in realtà nel tuo inconscio il tuo cervello ha registrato perfettamente cosa era successo mesi fa o anni fa. Magari c'è stato un infortunio e per evitare lo stesso movimento lui ha cambiato anche solo la modalità di muoversi e questo deve essere riprogrammato. Mi è capitato veramente tantissime volte che queste tecniche di tracciamento somatico funzionino veramente all'istante, in pochissimi minuti. Spero che questo video ti abbia aperto un po' la mente, che la tua problematica non è unicamente fisica, ma è anche psicologica. Ma quando dico psicologica non è mentale che devi curarti la mente. No, devi semplicemente capire che attraverso questa nuova consapevolezza, se rientri in queste problematiche croniche nociplastiche, puoi riprogrammare il tuo cervello, ok? Nel link in descrizione ti trovi l'autovalutazione se soffri di dolori nociplastici. È un'autovalutazione, ovviamente bisogna evitare, bisogna avere delle diagnosi del medico, il neurologo, che ti dicono che non hai assolutamente nulla a livello organico. E qui faccio una parentesi, anche avendo ernie, protusioni, questo non vuol dire che quelle problematiche che senti sono organiche, perché le ernie, le protusioni, discopatie sono rughe del nostro corpo date dall'invecchiamento, che ce l'abbiamo veramente tutti. E in base agli studi che abbiamo, più del 50-60% dei cinquantenni hanno queste ernie, queste protusioni, queste rughe, ok? Chiamiamole rughe, quindi non ti preoccupare in quel caso se la problematica secondo te sia relativa a un'ernia o una protusione, perché attraverso queste tecniche si può migliorare. Penso di non aver dimenticato nulla. Questo è un video principalmente generale, in modo generico ti ho fatto un overview. Se hai delle domande in particolare sui tuoi sintomi, scrivimi nei commenti e cercherò di risponderti attraverso dei nuovi video in futuro, ok? Per adesso è tutto, ti lascio un video qua sopra da vedere, che è una visualizzazione, se soffri di dolori alla schiena in particolare, per mettere in pratica proprio questa visualizzazione che ti dicevo prima, ok? Ci vediamo nel prossimo video, ciao!